E questo credo sia un punto fondamentale. Qua le case sono vuote a migliaia. Sì, da in noi ci questa sono regione 20 appartamenti ci sono vuoti. 7.000 appartamenti, alloggi popolari che vengono lasciati andare a remengo oppure vengono ristrutturati per essere messi in vendita. Perché uno degli aspetti più pazzeschi di questa politica della casa nel Veneto è quella di continuare a perseguire la riduzione del patrimonio immobiliare pubblico quando il bisogno di casa è sempre più sentito, perché la gente diventa sempre più povera, perché i salari sono sempre più bassi, perché le pensioni non ci permettono più di arrivare a fine mese e quindi la necessità di avere affitti che siano proporzionati al reddito, case che siano affitti e anche spese condominiali che siano sostenibili, perché bisogna vivere una vita dignitosa, non avere il problema di come si arriva a fine mese e avere il problema se si fa la spesa o si paga una bolletta. Questo è il punto fondamentale. E su questo noi continueremo a lottare, saremo sempre, come dire, col fiato sul collo all'Ater per tutto, non solo per la battaglia sui canoni, ma anche per le manutenzioni, anche per la messa in sicurezza delle case, tutte attività che per potrebbero... i topi che ci sono. Esatto, contro i topi dice la signora. I topi. Che anche questa è una fauna presente nelle case popolari. Io direi che per oggi abbiamo dato. Va bene. Ci sono state delle proposte di riprendere la mobilitazione davanti all'Ater. Penso che questa cosa vada discussa in chat, proposta e discussa in chat, perché come abbiamo sempre fatto tutte le iniziative nostre sono state discusse e condivise e abbiamo sempre voluto il protagonismo diretto delle persone che vivono le case popolari. E questo è un punto fondamentale del lavoro che abbiamo fatto come coordinamenti provinciali e come coordinamento regionale, il cercare sempre il protagonismo delle persone, perché se non siamo noi con la nostra testa e con le nostre gambe non si va da nessuna parte, e questo è un punto fondamentale. Quindi sulla decisione di tornare davanti all'Ater faremo una verifica all'interno della nostra chat. Ricordo sempre, per chi volesse a verificare la propria condizione, situazione, quale eventualmente sarà la riduzione stante le modifiche che sono state fatte ad oggi del regolamento della legge, può venire in via Baiardi 1 tutti i mercoledì dalle 4:30, 4:40 fino alle 7 di sera, ok? Allo sportello sociale di Rifondazione Comunista in via Baiardi, dove ci sono degli operatori straordinari, dove c'è la Lia, dove c'è Gabriele, dove c'è Sabrina, dove c'è Mara, dove c'è la Paola, dove ci sono gli inquilini che si sono auto-organizzati, hanno studiato e sanno dare risposte agli altri inquilini, e questo è un altro punto fondamentale. Ricordo, visto che siamo qui e vedo anche i gilet arancioni, che oggi noi siamo anche abbiamo, lo dico se mi permettete, insomma, come Rifondazione Comunista promosso una giornata, un fine settimana di mobilitazione nazionale per dire facciamo come in Francia, dove i lavoratori e le lavoratrici, dove il popolo sta ottenendo grandi risultati con lotte massicce, col blocco delle città, col blocco della produzione, e in questo paese invece abbiamo un continuo peggiorare delle condizioni di vita. Continuiamo a prendere bastonate sulla testa, ci siamo presi 67 anni e 6 mesi per andare in pensione e non abbiamo mosso un'unghia, abbiamo aumenti continui degli affitti, delle bollette, non moltissimi, anche in questo ricco Veneto il 20%, ed è gente che lavora, in gran parte, sono sotto o vicini alla soglia di povertà. Cioè qua stanno crescendo i poveri mentre i ricchi diventano sempre più ricchi. Questo è il punto fondamentale. Dobbiamo avere la forza di comprendere questo, di difendere le conquiste, perché qua è vero che c'è una
anagrafe di un certo tipo, però la gente che è qua è tutta gente che ricorda le grandi battaglie che sono state fatte per i diritti dei lavoratori, per la conquista sull'istruzione, sulla sanità, su tanti altri punti, e quelle battaglie hanno fatto migliorare questo paese. Quando avanzano i diritti e le condizioni materiali delle classi popolari, il paese cresce. Quando queste condizioni deperiscono, il paese va in malora. Questo è il punto fondamentale. Noi dobbiamo capire questo punto, non dobbiamo più accettare di prendere calci nel culo e stare zitti. Con la lotta delle lavoratrici, degli inquilini e delle delle inquiline e degli inquilini, perché le donne sono state sicuramente le prime protagoniste in questa lotta, abbiamo dimostrato che non siamo più disposti a prendere calci nel culo e siamo pronti anche a restituirli. Buona giornata a tutti, a presto, viva la lotta!